Dalle informazioni informali e da quando ARPA ha riscontrato sul territorio italiano, ovviamente, lo stato dell'arte è il seguente. Il 30 luglio scorso, Silenzio. il 30, Prego, Assessore. grazie, il 30 luglio scorso dal comprensore industriale di Salonit di Arnovo, in Slovenia, sarebbero stati rilasciati nel fiume Isonzo circa 30 litri di olio, forse olio idraulico. Ha avuto le notizie di cui tutto ciò dall'assessore all'ambiente del comune di Gorizia, che lo ha comunicato a noi all'ARPA. I vigili del fuoco sloveni del posto hanno rapidamente avviato un'opera di contenimento dello spandimento tramite la posa di pannelli assorbenti, quale la barriera protettiva sul fiume, che avrebbe così limitato la diffusione dell'inquinante. A titolo precauzionale, gli abitanti rivieraschi dell'invaso di Salcano e Plavie hanno immediatamente sospeso la balneabilità nelle acque dell'Isonzo, era estate ovviamente, in attesa di chiarimenti sulla portata dell'evento inquinante. Allo Stato non risulta alcun interessamento sul corso italiano, non risulta, né della rete idrica locale italiana, parliamo sempre dell'Isonzo. Considerata la rapidità dell'intervento, la presenza dell'invaso di Salcano, le sue dimensioni e la modestia del deflusso non si attendono ricadute significative a valle dell'invaso stesso. Poi, se ci sono state comunicazioni ufficiali da parte di ARPA sull'accaduto, appena avuto notizia, il Dipartimento di Polizia dell'ARPA ha provveduto tramite mail a contattare l'Agenzia dell'Ambiente dell'ARPA slovena, chiedendo eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quanto già disponibile e di cui si è in attesa. Per cui l'ARPA non ha emesso alcuna comunicazione ufficiale e precisa di non aver ricevuto comunicazioni sull'incidente neppure da parte della protezione civile. Aggiungo che i rapporti sì, sono cordiali, però non sempre la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra sulle due rive dell'Isonzo, quella italiana e quella slovena, aggravato dal fatto che lo Stato sloveno dialoga con lo Stato italiano e ovviamente dal punto di vista ufficiale e quindi meno i canali ufficiali con la nostra regione. Quindi, però lo sapete che già avremmo dovuto farlo, ma il Covid non ce l'ha permesso, gli Stati Generali dell'Ambiente di tutte le regioni che insistono appunto nell'Alto Adriatico e nella Mitteleuropa affinché si arrivi a una carta condivisa per quanto riguarda tutte le tematiche dell'ambiente e dell'energia, oltre che dello sviluppo sostenibile. Grazie. Adesso vediamo, grazie. Incentivi auto, Sibao di Bert Morandini, e la successiva che viene vista insieme, contributi ai privati per l'acquisto di veicoli ecologici con Ficconi. Prego Assessore, risposta unica per entrambe. Ah, scusi, Dal Zovo. Scusi, prego, non sia Dal Zovo. No, non si preoccupi. Sì, non si preoccupi. No, a tal proposito, ma so che lei più volte richiama, però la prego veramente, se qualcuno deve parlare, di andare fuori, perché già è difficile seguire l'assessore che non è in aula e quindi tramite uno schermo, però con un brusio costante Certo, sotto è certo. praticamente impossibile riuscire a capire Ha ragione, prego. che cosa ci dice l'assessore. Quindi io ringrazio l'assessore anche per questa risposta, anche se mi riservo di leggere la sua risposta perché veramente non ho capito quasi niente di quanto mi ha detto per il brusio costante che c'era in sottofondo. Anche qui mi pare di aver capito che non abbiamo avuto ripercussioni nel tratto, diciamo, che interessa la nostra regione, quindi l'Italia, e mi auguro quanto l'assessore che quanto prima si possa arrivare a una gestione e a una programmazione e quant'altro del fiume, visto che è un fiume transfrontaliero, assieme alla Slovenia, di tutto quello che accade, di tutto quello che si deve fare in qualche maniera, perché appunto quando succede una cosa di là, poi le ripercussioni avvengono il più delle volte sul nostro territorio, e quindi la collaborazione fra Italia e Slovenia, anche essendoci appunto questi progetti Interreg, devono essere assolutamente continuare e anche arrivare a buon fine in maniera tale da anche in questo caso tenere informata la popolazione su quanto poi accade sul nostro territorio di incidenti o altre questioni che avvengono in un altro stato. Grazie.